Va segnalato come la Procura e i Carabinieri non hanno mai smesso di cercare questa persona. L'abbiamo cercata in Europa, l'abbiamo cercata fuori dall'Europa, l'abbiamo inseguita in diversi stati esteri e alla fine, nei giorni scorsi, è stata arrestata. Tradito dal tatuaggio sul petto ripreso dal drone. Così è stato arrestato in Colombia dopo 3 anni di latitanza in cui i carabinieri non hanno mai smesso di cercarlo, il narcotrafficante chioggiotto Lorenzo dei Meneghetti. Il 30 gennaio nella villa in cui viveva a Santa Marta mentre si rilassava in piscina. Grazie al servizio di cooperazione internazionale Interpol siamo riusciti a individuare con una cooperazione con la polizia colombiana l'area dove il latitante si stava rifugiando. Il nostro personale è stato inviato in Colombia. Lo scambio di informazioni con le autorità colombiane ha portato a individuare con esattezza la casa dove lui si trovava. E lì è stato utilizzato sì un drone della polizia colombiana che dall'alto è riuscito a certificare, a dimostrare che si trattasse veramente del nostro latitante, che noi non vedevamo comunque da 3 anni. In particolare, siccome stava in piscina, era esposto un tatuaggio che ci ha dato la conferma e quello ha fatto scattare il blitz e la cattura. L'indagine, condotta dal nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia con attività tecnica e analisi di flussi finanziari, è iniziata a febbraio 2023, quando Dei Meneghetti aveva fatto perdere le tracce raggiunto da un ordine di carcerazione per un cumulo di pene a seguito della condanna a 9 anni di reclusione. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire il percorso di fuga dalla stazione di Mestre. Nella sua fuga ha cambiato spesso città e mezzi di trasporto, quindi dall'Italia è passato in Marsiglia per poi andare nei Caraibi, in varie zone dei Caraibi, fino poi in terraferma, spostarsi e arrivare nella città di Santa Marta in Colombia. Con documenti falsi intestati a un cittadino rumeno aveva acquistato un biglietto per una crociera a Tobago e una volta sbarcato si era rifiutato di salire a bordo facendo perdere le proprie tracce. È in carcere in Colombia. Sì, è in carcere in Colombia, adesso si stanno avviando tutte le procedure perché lui dovrà comunque scontare il suo debito con la giustizia italiana. Dei Meneghetti, a cui sono contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e lesioni personali aggravate dall'uso di armi, era già stato arrestato in flagranza nel 2013 per aver ceduto 11 kg di marijuana ed era ritenuto un elemento di spicco di un'associazione a delinquere che a Chioggia e a Milano gestiva lo spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti provenienti dai Balcani, dal Marocco o dalla Spagna.